Legambiente Agrigento aderisce alla manifestazione indetta dal Comitato Cittadino Vogliamo l'Acqua per il prossimo 2 agosto. Condividiamo nel merito, afferma Legambiente, le richieste e le proposte del Comitato al quale pure aderiamo e attraverso il quale continueremo a fornire il nostro contributo alla grave soluzione della crisi idrica che colpisce le famiglie e le imprese agrigentine. Chiediamo che venga preservata la gestione pubblica dell'acqua, improntandola a diversi e migliori criteri di efficienza, trasparenza, legalità ed equità. Chiediamo una maggiore prontezza nella individuazione, cura e collegamento alle reti pubbliche delle fonti di approvvigionamento, una maggiore garanzia rispetto all'avanzamento dei progetti finanziati per i quali sono già disponibili ingenti risorse. Chiediamo l'assoluta trasparenza ed efficienza al servizio sostitutivo mediante autobotti, eliminando ogni ipotesi di favoritismo e garantendo priorità alle utenze deboli. Chiediamo quindi il ritorno allo spirito della legge Galli, a un vero ambito idrico unico che metta a sistema tutte le risorse disponibili e le distribuisca equamente, garantendo l'accesso all'acqua in egual misura e alla identica tariffa. Chiediamo, conclude Legambiente, che sia garantito un vero servizio di misura su tutte le utenze idriche, individuando ed eliminando ogni situazione di spreco o di abuso, favorendo il risparmio della risorsa. Anche noi dell'associazione Emanuela Loi saremo in piazza ad Agrigento venerdì pomeriggio alle ore 18, insieme a tutti i nostri concittadini a marciare, protestare e manifestare tutto il nostro sdegno per una situazione incresciosa a cui mai la nostra provincia era precipitata. Un territorio e una comunità dove gli elementari diritti riconosciuti dalla Carta Costituzionale vengono garantiti in maniera affievolita con grave nocumento per l'uguaglianza, la giustizia sociale e con il risultato che le logiche del malaffare e tutte le devianze criminali, dalle più piccole alle più temibili e organizzate come la mafia, trovano terreno fertile da sempre. Un'azione di protesta che auspichiamo, continuano i responsabili dell'associazione Emanuela Loi, sia più partecipata possibile e che diventi la marcia di una comunità che rivendica il diritto all'acqua e con esso gli altri elementari diritti alla salubrità pubblica, alla sanità, intesa come servizio universale, alle infrastrutture, a tutto quanto insomma che ci riconosca come cittadini anche dopo le campagne elettorali.